Buonasera e benchiatas a Gnovis, tragedie de strade che ste buinore di l'uncla provinciale di Isch, a Farle di Maian, a perdi la vita un giovane di 32 anni di Tercin, Alex Rocco Passalacqua. Il giovane al steve guidando una lancia Y, quante donne dal depuratore vie per strade che porta a Farle a Maian, ha perduto il controllo delle macchine, le lat quintri il garreile da spo un arbul, il giovane alle muerte da orman per gravis lesions. 3 giornate di inquintris, visitis e scuviertis alle il bilancio dal G20 di Trieste. I ministri si hanno assicurato l'impegno dal governo italiano a mettere al centro d'attenzione il Friuli, Vignesi e Giulie. In merito alle aziende dal G20, il ministro di Innovazione Digitale Colau si è concentrato sulla cyber security. Invece Giorgetti ha sottolineato l'impegno dal governo per fare in modo che nessuno resti in dauro sulla digitalizzazione, in particolare dei piccoli e medi impresis. La gestione delle emergenze Covid fa guadagnare consenso al presidente della regione Fedriga. Le sue operate in merito a dicembre all'iere infatti ben accetta il 74% dei cittadini dal Friuli Vignesi e Giulie. A lui all'iere aumentata all'86%. Lo fa stare un sondaggio Ipsos rilevato per conto regione intervistando 1000 cittadini. I sondaggi sono una botte di fiducia alla di Fedriga, ma i voti versa sarà anche i de cabine elettorali al Gionte, confermante la volontà di ricandidarsi ai guide de regione. In Friuli Vignesi e Giulie su 5.945 tampons fatti e sono stati schiattati 104 news positivi. Il 55% dei casi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Si registra anche una morte per Covid. 2 persone sono ricoverate in terapia intensive, 21 sono le persone in cura in altri reparti. Di si potrà entrare in biblioteche e musei dove col Green Pass. Per il sindaco di Udine Pieri Fontanini è un'azione necessaria per la sicurezza dei cittadini. Sentinlo. Per entrare in biblioteche come nei musei della città di Udine bisogna avere il Green Pass, cioè questi documenti che dice che una persona si è vaccinata o ha fatto il tampone e risulta negativa e può entrare dentro la biblioteca in sicurezza per lui e sicurezza anche per chi che lavora in dentro e che so magari a lei qualche libri. È una misura importante che ci aiuta a superare questo coronavirus, a tutelarnos. Alle ufficiale sarà Camst a gestire le mensis scolastiche di Udine e è stata firmata UE dei dirigenti dal comune, le determine di affidamento e cooperative risultate seconde e graduatorie dal bando di gare che aveva aiutato vincitore dal settembre del 2020 la EP. Il contratto con queste ultime è finito ai 19 luglio da spolis indagini de procure sull'erogazione dal servizi no in regole e le misure di cautela dai confronti de aziende. A 3 anni de fusione des chiamaris di commercio di Udine e Pordenone, il presidente Giovanni D'Apozzo ha presentato il new logo dall'ente, un puinte so del tilimento in che i pilons stampa i 2 territori. L'ente rappresenta il 74% delle imprese di regione e alle provioti interventi economici per il territorio per più di 7 milioni di euro. Il LAC di Chiavac alle inviata a morire in curte tra poco più di 100 anni alzerà una palute e le faste previsioni dai comunità per salvare il LAC che hanno domandato in timone volte a regione di intervenire urgentemente dimostrando una fotografia dove che si vioti le fonte tante che una superficie lunare al fevele per il comitato Claudio Polano. Il laboratorio LAT, che è l'organismo che avrebbe già la soluzione per realizzare il bypass, in questo momento anche non la produce noi dopo 2 anni. Quindi non disegna che alla regione
di Dacian e Motte, e quindi arriva a fare queste proposte operative che dopo verrà di seguire il loro iter, quindi un progetto, una serie di finanziamenti per realizzare questo bypass, per riportare il LAT a condizioni di naturalità come calere anni 50. Via libera de sovrintendenze a realizzazione di un ascensore per arrivare insomma il chiestiel di Glemone dal Placial dal Fieri. Il pare che si spietava di tantimp al dai il via all'iter provvedute per sua realizzazione in curte. Andi Fevele, il sindaco Roberto Revelant. Stiamo tornando a partire con i lavori di completamento, uno è che si sono interrotti qualche mese fa e comunque stiamo partendo anche con la riscaldata meccanizzata che fino a voi non è mai stata progettata. Abbiamo avuto il parere della sovrintendenza e quindi questa è una buona notizia per poterla andare e speriamo che insomma, per fino al prossimo anno si possa mettere in voga anche il cantiere. Qui viene un panorama meraviglioso che la gente può vedere anche da emozioni proprio da salire su con la riscaldata meccanizzata che ha di sé mettere a disposizione di anziani, di frus più piccoli col passeggino e anche di chi sono disabili che non possono ovviamente voi attingere e accedere a questa bellissima puesta. Si erade con l'eliminazione di Alexandra Giugiuculese la esperienza alle Olimpiadi dai Furlans. Le atlete de ASU è arrivate 15ª prove individuali di ginnastiche ritmiche senza poter entrare in finale. I Giochi di Tokyo per il Friuli Venezia Giulia si era in Contunaur, conquistata dal buies Jonathan Milan e 2 bronze che dal cordenonese Mirko Zanni e dei spadiste di Charlins Mara Navarria. E alle tutte pare che stasera con Agnovi si torni a Iodi. L'Unis arriviodi si mandi.